Tutto sommato stanno bene, insomma, visto quello che è successo, che già è una, Buona notizia. è una buona notizia e fa strano dirlo che stanno bene, perché vedendo le immagini io non riesco a capire come fanno a stare bene. Da oggi sono più vicine a casa le piccole Sofia ed Elena, le figliolette di Sara Rizzotto, la ragazza di 26 anni morta accanto alla cugina Jessica nello schianto della 28 provocato da un pirata della strada, ora agli arresti domiciliari. In quell'auto sui sedili posteriori c'erano anche loro, sopravvissute quasi per miracolo. Dopo 9 giorni all'ospedale di Pordenone il trasferimento in pediatria a Conegliano. Papà Davis non le ha mai perse di vista nemmeno per un attimo, con lui anche Alain, papà di Jessica e zio di Sara. L'abbraccio fra i due uomini fuori dal nosocomio è un farsi forza reciprocamente. Sofia ha 5 mesi, Elena 2 anni e non ha ancora chiesto della mamma, ed è forse questo il momento che Davis teme di più. Quello sarà un discorso da affrontare al rientro a casa, insomma, trovare le parole giuste. E chiaramente la più grande dovrà essere seguita comunque con una psicologa. Gestire l'assenza ma anche un possibile trauma, tutto da valutare vista la tenera età. La più grande ha assistito comunque all'incidente, quindi è da capire cosa ha visto, cosa ha capito, quindi bisogna affrontare questo discorso. E quindi lo sforzo maggiore è cercare di essergli vicino, magari con un sorriso. Sorridere, l'unico antidoto per alleviare il dolore più profondo. Gli stessi funerali che si terranno sabato alle 15 a San Vendemiano vogliono ricordare Sara e Jessica nella loro energia. Sarà fatto all'oratorio di San Vendemiano, ovviamente tutto all'aperto, visto che il tempo permettendo, ma in teoria sì. A ricordarle, salutarle come loro avrebbero voluto, perché loro piaceva star fuori all'aperto, ai parchi, e cerchiamo di salutare il meglio possibile con qualcosa di particolare e speciale.